Continua lo speciale elezioni di Pianura News TV. Il 15 e 16 maggio anche i montagnanesi andranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco. I candidati Loredana Borghesan, Roberta Di Salvatore ed Alessandro Guccioni hanno risposto a 5 domande relative alle problematiche della città murata. Quali politiche intendete attivare per risolvere il problema della crisi economica e anche sociale e della disoccupazione? Non si può promettere di cambiare le cose nell'immediato perché sono tematiche estremamente grandi, complesse e sicuramente di grande aiuto riteniamo sia l'apertura di uno sportello comunale che metta in rete quelle che sono le attività produttive con i lavoratori, con le persone in difficoltà, cercando di creare una rete virtuosa di scambio tra quello che è esistente, tra le realtà produttive in difficoltà, dare un aiuto comunque solidale, generalizzato a chi è più debole, dalla parte sia appunto del commercio, dalla parte dei lavoratori, dalla parte degli imprenditori piccoli, dalla parte dei lavoratori che davvero sono rimasti vittime di una situazione purtroppo difficile da risolvere, quindi non possiamo promettere di risolvere niente perché diremo racconteremo una fiaba, però ecco, intanto iniziare a dare un supporto alla gente è importante da entrambi i lati, perché comunque a volte manca proprio un supporto che sia di indirizzo per quanto riguarda le faccende burocratiche, servizi magari anche di orientamento per quello che riguarda potenzialità da mettere in atto in campo a livello commerciale, a livello di prodotti tipici della città, insomma indirizzare il commercio su quelli che possono essere degli ambiti autoctoni non sfruttati, cui dare però nuovo impulso. Noi intenderemo procedere sicuramente nel riqualificare quelle zone, quelle aree artigianali, industriali che hanno bisogno di infrastrutture, hanno bisogno di sottoservizi, hanno bisogno di fibre ottiche per collegarsi in modo veloce con il resto del mondo. Penso che questo sia uno dei primi obiettivi da dare per far sì che le nostre aziende di Montagnana possano collegarsi, ripeto, con il resto del mondo stesso. Sicuramente anche per il piccolo artigianato avremo la necessità di promuoverlo. Noi abbiamo caratteristiche con prodotti particolari, abbiamo il marmo, abbiamo la pietra, il ferro, il vetro, potremmo sicuramente andarli a promozionare all'interno anche di quelli che sono i nostri negozi sfitti, all'interno del nostro centro storico, permettendo pertanto di promozionare assieme e il commercio e l'artigianato. Questo credo sia un messaggio che possa essere recepito e che pertanto possa, con costi, sicuramente andando a risolvere il problema dell'occupazione o dare una possibilità per risolvere questo problema, risolviamo in parte anche il problema sociale. Per quanto riguarda la parte di sussidiarietà, credo che dovremo sicuramente trovare quei collegamenti con il centro sociale di volontariato, per esempio di Padova, con il quale collaborare per il raggiungimento di finanziamenti derivanti dalla Regione Veneto. Credo che siano 3 fondamentalmente gli obiettivi che bisogna arrivare a raggiungere. Uno è quello di spingere perché venga costruito il polo industriale tecnologico, infrastrutturato, con servizi importanti che sta portando avanti la STU, perché crediamo che un polo industriale importante crei sicuramente attragga aziende e crei occupazione, che in questo momento è una situazione molto delicata del nostro territorio. Collegato a questo il prolungamento della SR10 perché creerà una viabilità adeguata e questo si collega a un polo produttivo importante, deve esserci anche un collegamento viario importante, quindi l'SR10 come fattore importantissimo per lo sviluppo economico. E terzo, credo che sia anche il progetto della metropolitana di superficie che consente di avere tempi più brevi, quindi efficienza nella viabilità sia per i pendolari sia per i cittadini, soprattutto in virtù anche del nuovo ospedale unico che verrà fra poco ad essere completato. Quindi questi credo siano i 3 fattori principali per poter sviluppare in maniera adeguata e seria tutto il territorio del montagnanese.